In questa calda giornata di marzo qui alla stazione centrale di Agrigento si svolge il Lions Day per illustrare le attività sociali svolte dai club. Oggi è una giornata davvero importante, soprattutto per la circoscrizione di Agrigento, perché in tutto il distretto siciliano, in tutte le piazze delle città più rappresentative della Sicilia, oggi avverrà il Lions Day. È un Lions Day di circoscrizione, quindi verranno messe in evidenza le attività svolte dalla circoscrizione. Devo dire che oggi è una giornata davvero di festa. Voi avete visto che quasi naturalmente abbiamo creato il senso della squadra. Voi vi siete posti gentilmente per fare l'intervista e tutti sono venuti qua intorno a me per sostenermi così per quell'incarico che da qui a qualche mese avrò, che è quello di governatore del distretto 108 YB Sicilia, e che la dimostrazione del fatto che da soli non si può fare mai nulla, ma insieme si riesce a fare davvero tanto. Oggi state offrendo degli screening gratuiti di tipo sanitario, quali? Sì, oggi offriamo gli screening, in particolar modo quelli per il diabete, perché è ormai una piaga sociale che riguarda bambini, giovani, adulti e anziani. E noi organizziamo questi screening gratuiti in tutto il territorio della provincia, nelle scuole, nelle piazze. Periodicamente ci dedichiamo a questo tipo di attività, sia questo che per le malattie anche cardiovascolari, per la vista e anche per tanti altri tipi di prevenzione. Questa è la seconda edizione dove i Lions mi invitano per divulgare l'importanza delle manovre di rianimazione di primo soccorso, il BLSD. Sono manovre di fondamentale importanza che io come sanitario mi rendo conto della carenza nella popolazione laica, per cui uno stimolo, un input di curiosità facendo delle dimostrazioni nelle piazze, con l'auspicio che il singolo cittadino si proponga per fare dei corsi e diventi lui il primo soccorritore della sua famiglia. Ringrazio sempre tutta la popolazione, ci sono diversi enti organizzatori, invito tutti i cittadini a informarsi su Facebook, sul motore di ricerca, ma fate i corsi con chi volete, ma fateli. Ne va della vostra vita e non bisogna essere un sanitario per salvare una vita.